Allora, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti quelli che mi seguono, sia da YouTube sia da TikTok. Ok, quindi buon pomeriggio, buona live. Un saluto va sempre da parte mia per tutte le persone anziane, per tutti i bambini del mondo, per tutti i sofferenti, per tutti i detenuti, una prestissima libertà. Quindi un abbraccio, buon pomeriggio al nostro moderatore Ciccio, l'amico Francesco, buon pomeriggio a te. Quindi per tutti quelli che vogliono parlare col sottoscritto solo telefonicamente, per il privato prenotatevi già da adesso, perché il privato chiamano tante persone, ci sono già tante prenotazioni, quindi per il privato bisogna prenotarsi tramite WhatsApp con la scritta Cleo, voglio un consulto in privato e io vi mando subito le credenziali del pagamento. A proposito di questo volevo salutare un po' a tutti quelli che mi chiamano nel privato, quindi un abbraccio in particolar modo a tutti voi che mi chiamate nel privato, ok? Quindi abbiamo già tante prenotazioni per questa sera, nel pomeriggio, nel privato, dopo la live, e quindi tutti gli altri che magari si prenotano cerchiamo di mettere un po' orari diversi, va bene? Ricordo che questa è una live solo per coloro che hanno dei seri problemi. Voi ragazzine andate a giocare con le bamboline, come dico sempre io, non è questa la live che fa per voi, per sapere mi ama, non mi ama. Andate altrove, gentilmente, col dito scrollate, andate a chiedere ai tanti cartari che a quest'ora sono in live. Quindi questa è una live solo per persone adulte, persone di una certa cultura, persone che hanno veramente bisogno di un aiuto. Sto a vostra completa disposizione. Volevo lanciare un mio pensiero per quei genitori che grazie a un extracomunitario che è morto salvando i loro figli. Ho visto in telegiornale che a Castelvolturno sono stati salvati 2 bambini dal mare ed è morto il salvatore e i genitori non hanno nemmeno ringraziato, sono scappati. Bravi, bravi. Vorrei fare un applauso a questi genitori. Ma vi posso garantire che in provincia di Caserta non siamo tutti così, Solo questo volevo dire. Non aggiungo altro. Allora, pronto? Pronto? Sì? Prego. Mi sente? La sento, prego. Maestro, mi sente? La sento forte e chiaro, mi dica. Oh, grazie. Prego. Niente, volevo sapere gentilmente se riuscirò a separarmi da mio marito. Quanti c'hai? Che segno sei? 57 e sono del Leone. Tuo marito invece? 59 Acquario. Allora, vediamo se ci sarà questa spartenza. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Stop. Perfetto.
Allora. Ci sarà questo divorzio, ci sarà, ma il 13, il 13 al Superenalotto non lo farai, capito? Ci sarà il divorzio, ma non farai il 13 al Superenalotto. Vabbè, ma in che senso? Buona serata. Ai. Allora, linee libere per coloro che amano parlare con me. Allora, buongiorno, posso fare una domanda? Sicuramente, telefonicamente, chiami al numero che vedi e puoi parlare con me. Pronto? Ciao. Salve. Però quel ragazzo, ti ricordi? Di Ferrara? Ah, sì, come no, come stai? Ti rompo sempre le scatole. No, quando mai, come stai? Tutto bene, dai, più o meno, un po' con la testa fra le nuvole, però. Tra le nuvole, beata a te, stai al fresco allora. Qua con caldo, che c'è sul riscaldamento globale. Qua con la destra stiamo proprio al caldo. Sto più alto ancora da me. Che mi racconti? Niente, così, volevo sapere qualcosa che... Stanno succedendo un po' di cose, allora ho un po' di ansia così. Vediamo se tutto andrà bene, dai. Perché allora praticamente il 10 dovrebbe andare a prendere il suo ex, diciamo, che ancora non è separato né niente. Vediamo. Se succede qualcosa, allora dammi l'età. Sua e tua. 21-24. 21 lei, 24 io. Segni zodiacali? Bilancia e pesci. Perfetto, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Fermati. Perfetto. Pure se tra di noi va bene, tutto quante cose così. Avevamo pure un progetto che per fine mese, però non so. Vediamo. Allora, legame, dono. Notizie, fortuna, partenza. No, tornerà, tranquillo. Tornerà perché ci tiene a te questa persona. Vedo la partenza, vedo il carro della fortuna, l'audacità, sorpresa, quindi rimarrai sorpreso dal suo comportamento positivo nei tuoi riguardi, quindi il suo pensiero è su di te. Tra di loro non tira buon vento. Ma può succedere qualcosa di brutto? Cose strane che c'ha lui? Niente di brutto, solo cose belle tra te e lei. Se alla fine del mese succede qualcosa che riesco a avvicinarli? Allora, lei tornerà vicino a te, tranquillo. Ma è questione di mesi o questione di tanto tempo? Questo non sta a me a decidere, dipende tutto dal caso, come si va a mettere la cosa tra lei e il marito. Però ti posso garantire che tornerà da te. In che senso come andrà col marito? La loro spartenza, le loro decisioni, il come, quando e in che modo. Però con lui non succede niente. Tornerà da te. Capito? Tornerà da te perché è lei che lo vuole. Tranquillo. No, perché la vedo tanto indecisa, tanti pensieri. C'è un figlio di me. Lasciala perdere, devi dire io sto qua. Quando vuoi, sto qua. Non creargli fastidi e aspetti e sappi aspettare. Va bene. Ok? Va bene. E grazie mille. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Ciao.
Salutiamo l'amica Emma Sceri che dice ciao Cleo, buon pomeriggio e buona diretta. Grazie Emma. Salutiamo anche a Massimo che dice buon pomeriggio maestro. Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te lì perché ci seguono anche da YouTube. Pronto? Pronto? Non è pronto, arrivederci, ciao. Ciao, dici ciao. Allora, linee che ritornano libere, buon pomeriggio maestro, chi è? Dina, Dina, vedo bene, Dina. Ciao Dina, buon pomeriggio anche a te. Allora, linee che ritornano libere. Vi ricordo per coloro che vogliono un appuntamento da vicino, possono tranquillamente fissare un appuntamento anche da vicino. Io ricevo in provincia di Caserta, mi reco a domicilio in tutta Europa, ok? Come vedete non sono uno sprovveduto, non sono uno di quelli che comprano le carte per prendere follower, sono un personaggio pubblico, sono un professionista e queste carte qua non l'ho comprate per fare le carte tanto per prendere i follower. Cerchiamo di non confondere le idee. Qui parliamo di vera scienza della lettura delle carte. Ok? Voglio precisare alcune cose perché poi tanti di voi fanno confusione. Pronto? Salve, vorrei un consulto. Prego. Cosa vogliamo vedere? Se lui mi contatta e se ci tiene a me. Cerchiamo di fare le domande un pochettino più convinte, non facciamo le domande sciocche, se ci tiene a me, non ci tiene a Se lui mi me. contatta. Eh sì, sono cose di bambine questo. Io non ho tempo da perdere appresso alle vostre domande assurde, capito? Quanti anni c'hai? 16/04/1986. E lui? 7 dicembre 1973. La domanda è se ci tiene a te? Sì. Va bene, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Ci tiene a te. Ti puoi fidare. Ma non possiamo dire se mi contatta. Cioè, Ti contatterà sicuramente, ma devi ancora aspettare. Capito? Sì. Non vedo un contatto, diciamo, presto. Ci vorrà ancora un po' di tempo perché gli hai fatto a questa persona, gli hai fatto troppo del male con la tua gelosia e questa persona, essendo una persona molto orgogliosa, è come se la vuole far pagare, capito? Perciò sta prendendo un po' tempo. Ok? Va bene. Ti abbraccio. Grazie. Prego, prego, prego. Ma questa persona qua corre subito torno col dito, dove trovo un altro cartomante, pronto, oppure scrive, vorrei sapere se mi contatta, finché non trovo la persona che l'accontenta e chi dice ti chiama domani mattina. Avete capito come funziona? Questo hanno capito le tante persone che stanno su TikTok. La marmaglia, questo fa. Chiama torno o scrive commenti torno, il primo che vedono con le carte in mano a quelli contatta. Cioè, ecco perché mi sono schifato qui su TikTok di essere presente con le mie live. È contro la mia volontà. Chiaro? Allora, domande serie, domande che hanno un senso. Ok? Perché mi ritengo un professionista.
voi marmaglia, andate a chiamare, a scrivere nei commenti di quei là che si sono improvvisati alla sera alla mattina. Ieri vendevano la frutta, mo si sono messi con le carte, ma a vedere come vi devono imbrogliare. Chiamate a quelli là, andate. Ciao Raffaella, buongiorno, buon pomeriggio. Ok? Michele, devi chiamare in live, il numero di telefono è quello che l'amico Francesco ogni tanto fa uscire nei commenti. Buon pomeriggio a tutti voi. Avete capito come funziona? Quindi questa mia live è per persone col cervello, non per gli smemorati. Ok? Non ci tengo proprio a perdere tempo presso i ragazzi. Mi contatta, non mi contatta, mi vuole bene, non mi vuole bene, quando mi ama da 1 a 10. Ci vuole il psicologo per voi, non ci vuole il Santone di Avella, ci vuole il psicologo. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera a Una lei. domanda Prego. molto diretta. Io e mio compagno abbiamo una situazione molto particolare. Volevo sapere se col tempo si riesce ad avere una situazione per noi felice. Cioè, tra te e tu, non ho capito, rifai la domanda per piacere. Allora, io e il mio compagno Sì. siamo in una situazione particolare, Sì. una situazione troppo, In- insomma, molto una situazione ingarbugliata. Esatto, molto. E, noi ci vogliamo, no? C'è tanto amore, solo che siamo persone adulte, quindi capiamo anche le situazioni dove ci si può insomma avventare in qualcosa o no, o stare fermi e aspettare. E io volevo sapere proprio questo, se ne vale la pena fare questi sacrifici oppure niente, finirla adesso. Vediamo subito, Così, perché diciamo che hai perso un po' la fiducia, dai. No, forse ci crediamo, però abbiamo forse, non lo so, paura, oppure Vediamo. non lo so, cioè, visto che è una cosa molto, molto complicata, a volte sembra che ci crediamo, poi non ci crediamo, fa fatica, i sacrifici, allora, c'è l'amore. vediamo un po' allora. Gentilmente mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io oggi 46 gemelli, lui 43 leone. Auguri allora. Grazie. Allora, da questo momento fermami quando vuoi pensando alla domanda che mi hai fatto, ok? Sì. Adesso? Perfetto. Vediamo le carte cosa dicono. Allora, amica mia, si dice a Napoli chi si mette paura o para a casa non porta. Nel senso che le difficoltà, è chiaro, ci sono in ogni famiglia, in ogni casa, no? Però io il consiglio che do sempre io è di non piangersi mai addosso, di essere positivi, perché dico sempre volere e potere. Quindi io ti dico di fidarti e di andare avanti, perché vedo molta ansia in questa situazione. È vero, tantissima. Molta ansia, perché le carte mi danno ansietà e questa ansietà porta a difficoltà in tutto e per tutto. Ecco perché non si riesce più
a capire qual è la testa e qual è la coda. Capito? Quindi io ti consiglio di liberarti da queste forme negative che ogni tanto vi assalgono e di andare avanti. Ce la possiamo fare. Sicuramente, perché guarda qua, la carta del sole uscente sta a indicare che potete buttarvi a capofitto. Ok, bene. Ok? Va bene, la ringrazio. Ti auguro una buona serata, ciao. Grazie, buona serata. Allora. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera a lei. Buonasera, sono Raffaella da Torino. Ciao Raffaella, come va? Salve a lei maestro. Come Niente, sta? le volevo, posso, Prego. innanzitutto come sta? Ottimo, fresco e tosto. Io comunque sono napoletana. Si sente dalla voce. Sono a Torino da diversi anni comunque. È inutile che danno a scugni e sempre un po' cafo. È verissimo, guardi, solo che comunque qui a Torino ci sono molti meridionali comunque. Sì, è vero. Da tutte le parti dell'Italia. Sì. E niente, ho a che fare con tanta gente comunque, però una napolitana comunque internazionale, non ci sta niente. Una napolitana che napolitana, una proprio vero. Io sono un allora, tu devi sapere che io sono un casertano, però... Caserta, ma sì. lei lo sa che io sono stata a Caserta quando avevo 13 anni, sì. alla Reggio di Caserta, adesso ne ho 59. Figurati. E ti dicevo, io sono un casertano ma sto sempre a Napoli, perché amo Napoli. Domani sto di nuovo. Domani sto di nuovo. Io sono proprio della provincia di Napoli, non sono proprio di Napoli centro, sono di Marigliano. Mariglianello. Sì, Mariglianello, sì. C'ho vari clienti lì perché noi mio figlio c'ha un negozio di enoteca e caffè e quindi lì abbiamo tanti clienti a Marigliano. Ma io sono anni che non vado giù perché io ho perso mamma, papà, gli anni passano. Gli anni passano, sì, però maestra a me mi manca Napoli. Senti, hai ragione. Mi manca come il pane. Io una volta a settimana giro a Napoli, ma domani è il compleanno di mio figlio e auguri. Grazie. E sto a Napoli, ma fa la camminata coppa a Marina a Napoli e mangiare qualcosa. Madonna, che bella, mangio più la luce con pepe e con canzogna. Ma lei adesso, a parte gli scherzi, a Torino c'è sto pane, ma che è una gomma. Mica un pa. Mamma mia. Che le ho pa. Ma sa quanto costa? Dai 4 a 6 euro al chilo. Mamma mia. Ma veramente? Che invece ci mangiamo un pane. Che invece mangiamo un pane lo caffè e ogni pezzo di pane. No, non me lo dica per favore. Ogni pezzo di pane da 2 kg costa solo 3 euro. Madonna. Però un pane lo caffè. Il bello è questo comunque, che io per esempio lo compro, il giorno dopo non si può mangiare più. Caduto una settimana. Lo so, io quando ero a Napoli con mia mamma mia, quanta panna che ce l'ho mangiato. Comunque... Dimmi tutto, Raffaella. Allora, ascolti, le volevo chiedere una cosa. Io ho fatto un prestito, ok? Sì. Ma che secondo me mi stanno prendendo per il culo. Perché? Scusi del termine. Perché? Niente, volevo capire se effettivamente mi danno questi soldi, perché io ho perso il lavoro. Ho perso il lavoro perché io sono un sociosanitario, sì. No? Siccome che non sono stata bene con il Covid, con tante altre cose, insomma, poi sono caduta, mi sono rotto un polso, comunque va bene. Niente, ho superato la mutua e questi mi hanno licenziato perché era una clinica privata. Ho capito. Ho superato i 180 giorni comunque.
Adesso ho fatto la NASPI e tutto quanto perché io ho 59 anni, comunque mi tocca ancora. Mhm. E volevo sapere se mi arrivavano questi soldi. Vediamo. Ma non della NASPI, di questo... Ho capito. Vediamo. Ok, grazie. Allora, 59 anni, che segno sei? Io sono nata il 22/11/62, sarei uno scorpione, non lo Perfetto, allora fermami quando vuoi, pensando, bene, la ringrazio. pensando la domanda che mi hai fatto. Va bene. Stop. Perfetto, andiamo. Grazie. Prego. Condividete la live con i vostri amici. Sì. Senti, io sinceramente soldi non ne vedo, ma danno la certezza che è stata approvata sta cosa. No, ma non è una società di Torino, sono francesi. Non vedo soldi, carissima amica mia. No, Madonna, Secondo me t'hanno preso per il culo. Sì, sicuramente. Purtroppo. Sicuramente. E vabbè, pazienza. Va bene? Che devo fare? La ringrazio. Ciao, maestro. stammi bene. Un augurio a suo figlio e un grande abbraccio. Grazie di cuore. Napoli, Grazie, ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Pronto? Sì. Salve, ciao. Volevo fare una domanda. Sicuramente. Praticamente faccio fatica a fidarmi degli uomini, quindi ho sempre il dubbio di qualcosa e volevo sapere se è un compagno comunque sincero. Quanti anni c'hai e che segno sei? Ho 36, bilancia. E tuo compagno? 37, vergine. Vediamo se ti puoi fidare. Pensi alla domanda che mi hai fatto e fermami quando vuoi. No. Perfetto. No, ti puoi fidare, sai perché? Perché quest'uomo si è arreso, nel senso che nel passato ne ha fatto che ne ha fatto. Ne ha fatto che ne ha fatto nel passato. Adesso si è tranquillizzato e vuole portare avanti il suo cammino con serenità. Quindi ti puoi fidare perché è una persona che ha vissuto. Ok? Grazie. Arrivederci, signora. Buona giornata. Grazie. Allora. Condividete questa live con i vostri amici e se gentilmente possiamo far salire il numerino lì dei mi piaci. Pronto? Sono io, abbassi il volume del telefonino, grazie. Sente? Sì? Allora, io volevo farle una domanda. Siccome diciamo con mio marito c'è stato un tradimento, volevo sapere se mi posso fidare ancora oppure comunque si sente ancora con questa persona, lui. Vediamo, gentilmente mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora io sono nata il 3 maggio del 91, quindi sono Toro. E lui? Il 19 maggio del 91 ed è Toro anche lui. Vediamo. Pensi la domanda che mi hai fatto e fermami quando vuoi, grazie.
fermo. Ok. Allora. Allora, ascolta, questo lo dico a te e a tutti. Allora, ti puoi fidare adesso perché ha fatto lo sbaglio, ha capito di aver sbagliato e che se lo rifà succedono i guai e quindi meglio così. Però io voglio dirti, quando succedono queste cose, non è, questo un po' tutti gli uomini che hanno il vizietto di provarci con un'altra, no? Sì. Visto che oggi siamo al cielo aperto, quindi le foglie non ci sono più e quindi le zoccole escono fuori, no? Esattamente. Dalle saettelle escono fuori. Esattamente. E quindi, Era una granda. e quindi quando succedono queste cose, il consiglio che do sempre a voi tutti di intervenire, perché la magia esiste, ragazzi, la magia esiste. Se non ve lo fanno credere più che esiste, perché vi siete rivolti a persone sbagliate. La magia esiste. Quindi, quando succedono queste cose, prima che si aggrava la situazione, intervenite esotericamente parlando per legare il vostro uomo a voi. Io veramente so addirittura che era stata lei a fare un legamento a lui. Lascia perdere, perché tu quando vai con nessuno è sincero come sono sincero io. Tu a chi chiami, ti dicono sempre di una fattura, ci hanno fatto la fattura perché bla 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 bla. Allora invece sto a dire un'altra cosa, per guardarti i fatti tuoi e per non far sì che possa uscire dalla saettella qualche altra zoccola, tu puoi intervenire esotericamente parlando per attaccare a te, tuo marito, il tuo compagno e per far sì di non perderlo, capito? Questo è il consiglio che do sempre a te e a tutte le altre che hanno questo problema, perché tante volte la colpa la diamola all'uomo, va? Perché è lui che se la cerca, però è meglio è meglio ricordarsi. Volevo dire un'altra cosa, siccome noi siamo in due, perché sono pronta a chiamare da parecchio, c'ho mia cognata vicino, me la posso passare? Che voleva farvi anche lei una domanda. No, mi dispiace, dovrebbe richiamare per dare spazio agli altri, ok? Allora ci riproviamo. Grazie, bene, arrivederci. Ecco, io vi do consigli in merito, perché ragazzi, la magia esiste da che mondo è mondo, non l'ho inventata io la magia, esiste da migliaia e migliaia di anni. Purtroppo se tanti di voi non ci credono più è perché vi siete rivolti a cani e porci. Pronto? Pronto? Sì? È pronto? Buonasera. Buonasera. Prima di tutto mi voglio complimentare. E di che? Faccio semplicemente il mio lavoro. Vabbè, chi lo fa bene, tutti i lavori, e chi lo fa male. Allora, io dico sempre, quando vi serve un avvocato, no? Ok, bravo. Prima cosa, dovete vedere a chi l'avvocato che avete chiamato, sia almeno ha vinto qualche causa. Bravissimo. Ma se voi chiamate un avvocato che non ha vinto mai la causa, ma voi o siete scemi, due sei cose, o siete scemi, o a capo una trita. No, io non sono scemo, perché io sai cosa una buia. No, dico, oppure a capo una trita proprio. Bravo. Oh no, sto sbagliando, la logica è quella, no? È giustissimo, la logica è questa,
discorso che dica. Scusate. Allora, dimmi tutto. Allora, io volevo chiedere la verità a riguardo di una delle mie figlie Sì. che dovrebbe sostenere per un intervento ma di chirurgia estetica, ok? Sì. Come sa delle problematiche un po' economiche, lei vuole sapere se questa riuscita ci sarà, perché mi piace proprio una malattia. Ma è importante a fare stufate, Rico, perché hanno fatto i capo e hanno fatto salutare. No, è una chirurgia estetica, nel senso perché lei ha allattato i figli, dico la verità. Ho capito, ma e tempo dove sta lo Stefano sti cose? Non c'è niente, ma sto andando a fare un po' che prolungamento pure l'uomo. Mamma mia, dai qua ti urlo. Madonna mia. Vediamo. Allora, che mi presi? Se riesce questo sogno? Se riesce, avrà questa riuscita, bravo, di questo sogno suo. Sì. Allora, lei si chiama Carolina ed è nata l'8-8-97, un leone. Carolina, ma per fare un pari zizzo ci vogliono poco 6.000 euro. Bravissimo. Allora, fermami quando vuoi. Ok. Fermo. Ok. No, questo suo sogno si realizzerà, signora, si realizzerà. E andrà anche tutto bene, quindi almeno metta a capo occupiert. No, ma che diventa una fissazione, signora bella. Purtroppo. Allora, sì, diventano fatte psicologiche, diventano malate mentali. Ecco il discorso, perché tante di queste, allora, signora, è il seno. Ma voi vedete quanta gente muore per se fa, chi l'ha tu fatta, l'avevo grassa a cuore, pure le morte, ma è to sangue, chi dai a te di a far stufare? Io non lo so. No, andrà bene, ce la farai, andrà bene. Auguroni per questa cosa, perché il seno non è tanto una cosa grave. Quindi, no, non è niente, figuratevi, è andato bene. Lo vedete vicino? Signor, no, vi dico una cosa, dopo le ferie sicuramente. Dopo agosto? Sì. Allora. Sì. Ok. Senta, posso fare un'altra domandina? No, signora, dobbiamo spazio agli altri. Va bene, vi ringrazio. Grazie, arrivederci, grazie. Allora, l'amico Sergio Zaccariello, ciao Sergio, buon pomeriggio. Allora, il mio collega Sergio Zaccariello dice complimenti per la diretta, sempre al top, vabbè, figurati. Esiste Dio, esiste Satana. Sì, esiste Dio, esiste Satana. Avremmo tanto da parlarne di Satana. Dopo ne parliamo un po', mettiamo un po' in pausa il telefono e dovete ascoltarmi. Pronto? Eccomi, buonasera maestro. Buonasera, con che il piacere di parlare? Mi chiamo Laura. Laura, dimmi. Allora, un disastro in questo momento la vita mia. Ho perso il lavoro, non riesco più a far fronte, niente, c'è un piccolo affitto da pagare. Ho fatto domande online, curriculum, ma non ti chiama nessuno, ho 55 anni. Vediamo. Chiedo se vede che qualche miracolo che mi arriva. Vediamo subito cosa succede. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei?
sono della Vergine, ne ho 54, fra pochi mesi ne ho 55, a settembre, comunque. Perfetto, allora pensi la domanda che mi hai fatto e fermami quando vuoi. Ok, stop, maestro. Vediamo. Allora, ascoltami bene. Sì. Mi esce una ripresa, mi esce la carta del denaro, un progetto che si realizzerà con l'aiuto di una persona che si farà avanti e ti darà un aiuto. Sono stato chiaro? Sono contenta, ma non so chi allora, può essere questa senti, persona. tu devi solo essere positiva e non piangerti addosso, perché tanto non cambia niente, o ti piange addosso o non ti piange addosso, non cambia niente. Io ti sto a dire semplicemente che niente è perduto, c'è una persona che si farà avanti e ti darà un aiuto importante. Ok? Vede qualche risoluzione, ma il tempo non so che chiedere, non so perché sto in una Senti, situazione devi aspettare, io ti dico che attenzione, garantito, passato il mese di agosto passerà questa bufera per te e inizierai ad avere un po' di pace. Devi resistere fino ad agosto. Mamma, non posso mica cambiare le cose. No. Okay? Anzi, ne esco fuori, che la ringrazio. Auguroni. Grazie mille, maestro. Arrivederci, buonasera. Allora, mettiamo un po' in pausa il telefono. Ecco qua. Se no non posso parlare. Rimanete lì, aspettate un attimo, una alla volta vi accontento a tutti. Allora, andiamo in ordine per dire che esiste la magia. La magia è occulto, come occulto la religione. Esiste Dio, nostro Signore Gesù Cristo, esiste Satana, il Dio del male e il Dio del bene. Una volta erano amici, chiaro? Poi ognuno sarà avuto un bancariello per fare i suoi. È chiaro? Allora, era giusto per tirarvi un po' il sorriso fuori. Quindi con questo voglio dire che esistono le energie positive, esistono le energie negative. Quindi quando una persona comincia a andargli tutto male è perché è carico fino al collo qui di energie negative. Il famoso malocchio, e i malocchi sono peggio dei scoppettate, il famoso malocchio. Quando una persona si riempie di energie negative comincia ad andare tutto storto, tutto male. È chiaro? È come una malattia, quando c'è la malattia va curata con la medicina. Si deve andare dal medico e il medico deve darvi una diagnosi, deve vedere che cosa è successo e qual è la cura da farvi fare. È chiaro? Quindi è la stessa cosa con la magia, perché la magia esiste da che mondo è mondo. Non possiamo credere solo a quello che vogliono la burocrazia. Diceva un grandissimo illustro, il grandissimo Funari, Gianfranco Funari, diceva sempre che prima che andassi via all'altro mondo, diceva,
che ci stanno portando a non credere più niente, ci portano con la mano a credere in una sola cosa, nella politica. Dobbiamo credere solo nella politica, il resto non esiste più niente. Questo non esiste, quello non esiste, quell'altro non esiste, quello non esiste, quello fa male, quest'altro fa bene. Ma in che mondo stiamo vivendo? Ma dove ci volete portare? È chiaro? Allora, il sottoscritto esiste nelle scienze del mondo esoterico dal 1979, oltre 40 anni. Ok? Quindi sono un personaggio Rai, Mediaset, Sky, e mi occupo particolarmente di ritorni d'amore e legamenti d'amore. Quindi chi vuole contattarmi per queste cose riservatamente lo può fare anche dopo la live. Parlare con me dei propri problemi e noi vediamo come è possibile intervenire. Detto questo, andiamo a prendere altre telefonate. Andiamo ad attivare, ecco qua. Da questo momento via alle prossime telefonate. Perfetto. Pronto? Pronto? Non è pronto. Arrivederci e grazie. Avanti la prossima telefonata. Tempo da perdere non ne abbiamo. Noi non bruciamo il tempo. Allora, vediamo. Tutti potete telefonare, pormi una domanda. Pronto? Pronto? Buonasera, prego. Buonasera maestro, prego, mi sente? Sicuramente, forte e chiaro. Senta, volevo un'informazione. Prego. Per quanto riguarda se torna una persona. Sicuramente. Cosa le occorre? La data? Mi devi nome? dare il nome, gli anni e il segno zodiacale. Mai dare la data di nascita in diretta, è pericoloso. Allora, Gemelli 47 della persona. Sì. E quello mio, Pesci 52. Pesci e Gemelli, sì. Da quando è andato via questa persona? 6 mesi. 6 mesi. È andato via per lavoro, ha detto che tornava a marzo, non l'ho più sentito. Si è perso per strada. Sì, volevo sapere cosa sta succedendo. Vediamo, allora, pensando alla domanda, mi fermi quando lo desidera. Stop. Perfetto. Signora, abbasso un po' il volume, prego. C'è un'altra donna, signora. Le carte me lo danno come una persona crudele. Addirittura. Crudele perché comunque la fa soffrire, l'ha fatto soffrire. Sì. Quindi come lo vogliamo chiamare? Ma quindi non c'è un ritorno? Il ritorno non me lo danno le carte, perché questa persona lo vedo gioioso, felice, si sta a divertire. Capito? Sta bene, quindi? Sta bene, sì, se no sarebbe insomma tornata da lei, no? Quindi questa persona sta bene così accanto a un'altra che si sta a divertire. E quindi c'è un'altra persona con cui si sta divertendo.
Sì, questa è la verità, signora. Poi, Ah, sì, certo. poi lei può pensare quello che vuole, si può far confondere le idee da chi vuole, però questa è la verità. Ho capito. E tempistiche di queste carte, cioè eventualmente entro quando si possono rifare per vedere se c'è qualche cambiamento? Allora, le carte hanno la durata di un mese. Ah, un mese. Ogni mese cambiano gli astri, cambia anche la lettura delle carte. Però tenga presente che ogni mese che passa le cose peggiorano ma non migliorano. Ah, bene, peggio. Se lei non corre ai ripari, la malattia si espande, mica si toglie da sola. La malattia da sola non si toglie. Ma i ripari in che senso? Cosa Ma vuole dire? mi pare che, nel senso che le carte non cambiano il modo di vedere o di salvare una cosa. I ripari si possono ricavare nel capire se lei ci tiene a questa persona e se si può intervenire per fare qualcosa per salvare questa unione. Ah, ho capito. Se no, non cambia assolutamente niente. Va bene, allora in caso poi ci sentiremo in privato. Ma signora, un attimo, attenzione, io non le sto a dire questo perché lei mi deve chiamare in privato. A me dei suoi problemi non me ne frega un tubo. Sto a dire questo per dare una spiegazione logica al consulto che stiamo facendo. Va bene. Arrivederci. Grazie. Prego, Buona serata. Prego. Perché non voglio essere confuso con tanti altri che dicono chiamate in privato, chiamate, a me dei vostri problemi non me ne frega un tubo. Se mi chiamate in privato mi pagate, non mi chiamate non mi pagate. Pronto? Pronto, sono Carmela, buonasera. Carmela, buonasera a te, dimmi. Posso farle una domanda? Sicuramente. Allora, se posso sapere, siccome a me piace una persona, Sì. Del Scorpione, del 70. Mm-hmm. Io invece sono del Vergine, Sì. del 70. Vuoi sapere se si riesce a quagliare? Bravo. Bene. Siete amici, voglio dire, no? Sì, anche eravamo un pochino di più che amici. E poi si è fermata a Parigi. Adesso dice che vuole vedermi. Si è fermata nella salita, si è fermata. Allora, da questo momento in poi, pensi la domanda che mi hai fatto e fermami quando vuoi. Ok. Stop. Perfetto. Speriamo bene. Sì, può succedere, però tu fagli capire che ti fa piacere, però, non metterti impalato come hai sempre fatto, voglio dire, cerchi di essere un po' partecipe. Capito? Quindi lui forse avrà intenzioni serie? No, lui ha serie intenzioni, però siccome ti vede troppo riservata, troppo, ha paura di fare questo passo, tiene paura che possa sbagliare, capito? Quindi Che mi consiglia? fatto bella fresca e tosta e fatti vedere che ci stai. Ho capito. Scusa, non siamo mica ragazzini. Certo, quindi posso sperare, diciamo, dai. Carmela, hai detto Carmela, vero? Carmela. Sì. Quanti anni hai detto che c'hai tu? Io
io ho 61. 71, una vita No, breve. no, 61, 61. Eppure 61, la vita è breve per tutti quanti. Quindi cerchiamo di quagliare e vedercene un po' bene. Ok. Va bene. Ok, grazie mille. Ciao Carmela, buonasera. Grazie. Prego. Allora, per consulti nel privato potete conservarvi il mio numero e chiamarmi in privato. Pronto? È pronto, buonasera. Buonasera. Sono Paola, Sì? sono del Capricorno 5170. Io, per dire il vero, ho chiamato già la settimana scorsa e mi hai indovinato, nel senso, dico pure che cosa, giustamente già l'hai visto, no? Che il mio compagno comunque è andato via e mi aveva tradito. Ma la mia domanda ne è un'altra. Allora, la mia domanda è perché mi sono arrivate delle orecchie, cioè nel senso, delle cose all'orecchio che lui possa essere ritornato con l'ex moglie. Io voglio una conferma da te perché ti trovo bravissimo. Allora, vuoi sapere se è tornata con la moglie? Bravissimo. Dopo Allora, lui si chiama... Dopo che si è fatto un giro per tutte le giostre, volevo resi Brava, allora, Caivo Pussa, mamma Carolina, che ti ho chiamato per l'intervento. Ah, sì. Siamo proprio siamo appassionati di te, quindi... Ti ringrazio, allora, vi voglio un sacco di bene, dimmi. È vero. Allora, io sono Paola, sono del Capricorno, 5170, lui è Roberto, è del Toro, e 8568. Perfetto. Allora, no, un attimo, voglio rispondere a quell'imbecille che poi l'abbiamo bloccato in Mediaset. No, un attimo nella chat. Sì, allora, scusami, questo non l'abbiamo scritto tanto per scrivere qualcosa come fanno tanti crapari che stanno su TikTok che fanno le carte. Questo qua non l'abbiamo scritto per caso. Il sottoscritto ha fatto Rai 1 La vita in diretta 2 volte, Rai 2 al posto 2 con la Dausania, Rai 3 mi manda a Rai 3, Mediaset con pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Che volete sapere più? Banda di profughi, che volete sapere più? Voi siete una banda di profughi. Fatto bene. No, ma io le cose le dico in faccia, non temo di nessuno. Qua su TikTok stanno tanti di questi qua che terni il pezzo a culo. È vero. Allora, vediamo. Dammi gentilmente quanti anni tiene questo? Sì. Allora, lui è del 68, ha 54 anni ed è un toro. Si chiama Roberto. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Ferma. Perfetto. Pensano queste persone che, siccome sono abituato a seguire Cane e Purch, pensano che io le cose le scrivo tanto per, come fanno tanti. Ma io ho visto che non le dici tanto per. No, io queste cose che ho scritto Rai e Mediaset non le potrei scrivere se io non ci fossi stato, no? Non potevo mettere. Capisci? Mi è vietato. Una cosa in confidenza? Sì. Allora, le persone così purtroppo sono invidiate, si distinguono, ecco perché... Ma io perciò me li porto bene i miei 63 anni, perché ho troppa gelosia addosso e questo mi vanta e mi fa crescere sempre bella, fresca e tosta. La loro invidia, la mia forza, la mia salute. Senti, per me è tornato con la moglie. Quindi quello che ti hanno detto è confermato, sì. Ok, ti ringrazio. Ma figurati, ti abbraccio, ciao. Grazie.
Allora, se volete seguitemi anche sull'altro mio profilo TikTok che si chiama Cleo Relax. Lì ci divertiamo, ci potremmo reggere prima la parola, non ci stanno problemi, ci divertiamo. Pronto? Ciao, pronto, buongiorno. Salve. Volevo sapere, perché è una situazione un po' complicata. Ti devi avvicinare un po' al telefono, se no non ti riesco a capire, dimmi. Adesso mi sente bene? Sì, adesso perfettamente, dimmi. Questa situazione un po' complicata tra me e la mia ex ragazza, praticamente abbiamo avuto delle discussioni, ci siamo lasciati e volevo sapere se ci sarà un ritorno nella coppia. Perfetto, da quando vi siete lasciati? Da venerdì e in teoria domani dovremmo uscire per parlare. Vediamo subito cosa succede. Mi devi dare l'età tua, l'età sua e il segno zodiacale. Allora, io sono un Sagittario, ho 20 anni. Sì? E lei è una Vergine, 18 anni. Perfetto. Fermami quando vuoi. Oh. Perfetto. Andiamo a verificare. Allora, mi segui? Sì. Nella vita se cioè, prendi nota di quello che io ti sto a dire. Nella vita, quando si sbaglia e si è coscienti, bisogna anche saper chiedere scusa. Ok. Capito? Mi hai? Sì, capito, Dio. Io questa storia non la vedo finita. Ok, va bene. Però prendi in considerazione la risposta che ti ho dato per prima. Sì. Perché io vedo continuità, perché Sì. questa persona ci tiene a te. Però è è come se te la vuol far pagare un po'. Ok. Tu sai chiedere scusa Assolutamente sì. e fallo. Ok? E faccio così, tornerà da me. Non tornerà da te. Continuerete questa storia. Ci sarà un po' di suspense, un po' di pausa, ma si riprenderà perché c'è amore entrambi, capito? Ok, ho capito. Comunque io stavo seguendo la diretta e ho visto che ci sono molte persone che non ti credono, ma ti ho pure visto io in televisione, posso confermare. Carissimo amico mio, no, possono non credere, ma ci sono filmati su YouTube che Esatto. filmati di Rai 1, filmati di Rai 2, filmati di Rai 3, filmati di Pomeriggio 5, cioè, voglio dire, mica l'ho fatto io sti filmati. Appunto, per quello. E vabbè, ma gli imbecilli, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Esatto, quello che mi dice sempre anche la mia nonna. È così, non ci fa niente, purtroppo. Ecco perché nel mondo stiamo sempre più inguaiati, perché nascono imbecilli continuamente. Esatto, tutti i giorni, tutte le ore. Ti abbraccio, auguroni. Grazie mille, salve, buona serata. Ciao, buona serata, ciao. Ai ai ai. Grazie Francesco o Francesca. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Posso chiedere? Prego. Volevo sapere se c'è un ritorno con mio ex. Sì, da quando è andato via?
mesi. 9 mesi? Sì. E secondo te se voleva tornare in 9 mesi non tornava? È un po' complicato. Ci vuole il santone per indovinare? Vediamo, va. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 19 toro. E lui? 20 toro. Allora, toro e toro, avete fatto corna e corna. Sì. Allora, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Gioia mia, in questo rapporto c'era amore, Non lo so. c'era tanto amore, ma siccome tu sei una birichina, a questo poverino l'hai fatto proprio soffrire tanto con la tua gelosia, possessività, che hai ricavato alla fine? Nulla. Niente, hai perso l'amore. Mm, Ma ti sei imparata adesso? In che senso? Ti sei imparata a cambiare Sì. carattere? Sì. L'amore è libertà, l'amore non è possessività, perché se un uomo dalla mattina deve andare a lavorare, non si può mettere col telefonino in mano, tanto per dirne una, a leggere 10 messaggi tuoi oppure ascoltare 10 messaggi vocali. O no? Sì, è vero. Tante di voi siete così stupide che arrivato a un punto che l'uomo dice: ma tu a quando lo vendi? Ma statti bene, ciao, hai capito come funziona? Sì. Quello che è successo a te. Quindi sarà no? Perché io domani lo vedo. Io domani lo vedo. Tu domani lo vedi? Sì. Perché lo vedi? Siamo insieme ad un compleanno. Allora, io un ritorno non lo vedo, perché questa persona adesso è come se ti odia. Ok. Però se tu pensi di rimetterti con questa persona, io ti dico di no, perché questa persona non vuole più soffrire, perché credimi, ha sofferto vicino a te, però ti amava tanto. Quindi io ti dico, mettiti l'anima in pace, quello che è stato, e impara un po' a cambiare carattere, impara un po' ad amare diversamente. Capito? Va bene. Ti abbraccio, Grazie. un bacio, ciao. Una ragazza di questo può essere una mia figlia, quindi è giusto dare consigli in merito. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera a lei. Maestro, io sono del cancro, sto Sì. chiamando purtroppo parecchie volte, la sto dicendo parecchie volte. Ma assolutamente. Ecco, adesso ho seguito la sua diretta, si parlava di negatività e quant'altro. Siccome purtroppo mi va tutto male, addirittura da 24 anni di matrimonio, vorrei sapere ancora, ho io anch'io negatività? Allora, signore, stia a sentire. Sì. La negatività ce l'abbiamo tutti. Sapete perché? Sai perché? Tutte le persone che hanno a che fare con altre persone sono più a rischio degli altri. Perché? Se incontriamo o andiamo a parlare con 10 persone al giorno, non tutti 10 persone gli siamo simpatici. È chiaro? Certo, sì.
non tutti 10 persone sono persone positive. Tra queste 10 ci sono pure qualcuno che è negativo. Quindi il nostro corpo, che è come una spugna, attenzione, il nostro corpo è fatto di carne, giusto? E Sì. di pori. Questi pori aspirano e respirano. Quindi che succede? Che il nostro corpo tante volte nel corso degli anni che noi viviamo arriva ad un punto che a furia di aspirare energie negative il sacco si riempie. Come si va a riempire il sacco? E quindi comincia a girare tutto all'incontrario. Ho capito. E quindi queste energie negative, che prima una volta si chiamava il malocchio, Esatto. io li chiamo energie negative, fa in modo di far andare tutto sotto sopra. Il PC, signore, il PC, il computer, il PC, quando comincia ad avere i virus, comincia a rallentare. Certo. E se non lo andiamo a resettare, il PC non va più bene. È inutile che ci mettiamo lì a bestemmiare, ad aspettare, a provare, a fare, va sempre lento. Certo. E questo è il meccanismo. Ho capito. Quindi, Maestro. quando ci sono energie negative, la prima cosa da fare, un programma di purificazione. Mentre prima c'erano le vecchiette che facevano il malocchio e si andava dalla vicina di casa a farsi fare il malocchio con l'olio nel piatto, poi si andava da un'altra, si faceva il giro di 3, 4, 5 persone che facevano il malocchio. Vi risulta, no? Sì. Poi vecchiette non ci stanno più, i sistemi di una volta non ci sono più, ci sono altre tecniche per purificare la persona dal malocchio. Ho capito. Questa è la tecnica. Mi può controllare, maestro, se ci sarà una ripresa per me, per piacere? Cosa? Se ci sarà una ripresa per me? Vediamo. Quanti anni c'ha? Che segno è? Cancro 51. Andiamo a verificare. Allora, mi fermi quando vuole. Sì. Si fermi. Perfetto. Sì, la ripresa ci sarà, signora. Però questa è una cosa per il nuovo anno. Quest'anno qua è cominciato così e deve finire così. Ho capito. L'anno nuovo ci sarà una ripresa, ci sarà un anno diverso, tranquillamente. Avrà un modo diverso da andare avanti. Ok? Grazie, Prego. maestro, grazie. Arrivederci. Buon appetito. Arrivederci. E abbiamo dato anche una spiegazione logica e tecnica per quanto riguarda le energie negative. Pronto? Buon pomeriggio. Buon Potrei pomeriggio. fare una domanda? Prego. Sull'amore. Sì. Qual è la domanda? Se troverò un compagno. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 49 Sagittario. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Perfetto. Allora, miei cari amici, si dice dalle mie parti, o must svelare do bancario. Lo traduco.
Il maestro si vede dietro la scrivania. Ok? Allora, vediamo un po'. Sì. Incontrerai la persona giusta durante un tuo viaggio, un tuo spostamento da dove vivi, ed sarà una persona che ha 2 anni meno di te. Sono stato chiaro? Quindi non è del mio paese. No. No. Meglio i forastieri. Allora, 2 anni di meno di me. Più giovane di te di 2 anni. Auguroni. Posso farti un'altra domanda, No, maestro? No. Mi dispiace. No. Ok. Consulti completi solo nel privato. Ok, grazie. Ciao, stammi maestro. bene. Buona serata, ciao. Amici, consulti nel privato, il costo è 30 euro. È inutile che chiamate, potremmo fare una sfugliatelle a Napoli. Ci sono tanti bar che le fanno fresche a prima mattina come sono saporite. Quindi sfogliatelle a Napoli. Che ore sono? Il tempo per l'ultima telefonata. Dopo andiamo nel privato. Ultima telefonata. Dopo mettiamo telefono fuori posto. Pronto? Avvicinati al telefono. Pronto? Buonasera. Prego. Non ti sento, devi avvicinarti al telefono, grazie. Ma perché c'hai il viva voce? Mettiti col telefono vicino alla bocca. No, con il viva voce. E com'è che non ti... La voce tua è troppo bassa. Troppo bassa, Adesso mi senti, vedi? Un po' meglio. Beh, non ti sento, no. Ciao. Dimmi a pazzia, pensare signore, Dimmi tempo a pensare signore, Ecco qua, telefono fuori posto. Sciarmarmi i fier, a ricettarmi il cardarella. Allora, maestro, che per un consulto in privato come devo contattarvi? Allora, tramite WhatsApp al numero che il nostro amico Ciccio ha pubblicato qua. Vedete nei commenti, questo è il mio numero di telefono. Tramite WhatsApp dovete scrivere: Cleo, voglio un consulto in privato. Io, leggendo questa scritta, vi mando il mio PostaPay, dove voi andate a caricare 30 euro. Con 30 euro avete la possibilità di avere un consulto completo senza limiti di tempo. Ok? Potete farmi più domande. Ed vi darò io poi un orario a cui potete chiamarmi e sarà l'orario che mi vado a dedicare a ognuno di voi. Sono stato chiaro? Chiarissimo? Meno male. Questo è l'unico modo che avete per avere un consulto in privato. Se tutto questo invece per voi non ha importanza, magari la mia figura è uguale a quella degli altri per ognuno di voi, allora col dito girate, strusciate sopra al vostro schermo del telefonino e il primo che vedete con le carte, ma chiamate subito, perché così sparagnate un poco 30 euro. Questo è la verità. Più di questo che gli ha da trovare. Andiamo a salutare gli amici da YouTube. Ciao a tutti gli amici miei che mi seguono da YouTube, il mio canale Il Maestro Cleo.